Buongiorno a tutti. Oggi facciamo una piccola avventura, non tanto impegnativa, però molto curiosa. Speriamo che vi piaccia. Oggi entriamo in Spina Verde sopra casa mia con la mia bicicletta e iniziamo a percorrere i sentieri conosciuti. Direzione Maiocca sopra Cavallasca e poi giù verso Monte Olimpino. Sorpresa, a un certo punto, un po' nascosto, un ponte tibetano. Proprio qui non te lo aspetti. La attraversiamo sulle tavole traballanti ma sicure, con le protezioni laterali a cui attaccarsi. Abbastanza emozionante. Ora siamo sotto, eccolo lassù, col sole che lo illumina in mezzo al bosco. Una sosta romantica. La prossima volta qui un bel panino e una mela. Scendiamo ancora un po' ed eccoci alle prime trincee, scavate nel 1916 per il timore che gli austriaci potessero attaccarci passando dalla Svizzera. Laggiù in fondo l'uscita. Ricordate? Le avevamo incontrate salendo al Prabello nell'ultima avventura. Da qui la vista spazia sul confine con la Svizzera, sopra Sagnino, sotto Ponte Chiasso. L'uscita ad est della lunga galleria, la cui entrata abbiamo visto prima più a monte, tutto ben sostenuto da puntelli e travi in legno. Dentro la galleria, due finestrelle permetteranno di controllare il fondovalle da cui si teme l'assalto. Tutta questa enorme parete di roccia, con la rete a proteggere il sentiero dai sassi, è stata scavata per ottenere piccole stanze da dove curare il temuto nemico e dove custodire armi e munizioni, e dove i soldati dormivano. Una finestrella da cui, se necessario, sparare. E così la finestrella dall'interno, dove si doveva sorvegliare e vivere. Si vede il curvone dell'autostrada prima di entrare in Svizzera. Siamo scesi a Monte Olimpino ed ora saliamo verso San Fermo. A metà strada le gallerie che forse conoscete, con le finestre da cui ammirare la città. Sulla sinistra si vede lo stadio e qui mi portava il mio papà a vedere le partite del Como senza pagare il biglietto. Giunti a San Fermo, siamo saliti al Monte Sasso, il punto più alto della Spina Verde. Da qui il panorama spazia verso il medio lago e le montagne che lo sovrastano. Dall'altra parte si domina la città, brunate e sullo sfondo il Montorfano. La nostra avventura finisce qui. Mi aspetta la discesa e l'attraversamento dei boschi dell'andata per giungere a casa. Ecco, sono tornato a casa. È stata una piacevole passeggiata e siamo stati in compagnia ancora per un po'. Ci vediamo la prossima volta.